Buongiorno a tutti, benvenuti nella pace del Signore. Io vi invito ad aprire la parola di Dio per cominciare il nostro culto nel libro di Genesi, al capitolo 32. Noi leggeremo alcuni versetti da questo testo biblico che segnerà il tema della nostra meditazione di oggi, ok? Un cambiamento di nome, che per una cultura come quella ebraica ha un significato molto profondo. Genesi 32, versetto 24, la lotta di Giacobbe con l'angelo a Peniel. E dice così la parola di Dio. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata, mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: lasciami andare, perché spunta l'alba. E Giacobbe: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. L'altro gli disse: qual è il tuo nome? Ed egli gli rispose: Giacobbe. Quello disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Come dicevo, nella cultura ebraica un cambiamento di nome significava un cambiamento di personalità, di identità, ok? Giacobbe era una persona che era scappata da suo fratello per 20 anni. Lui aveva ingannato, se vi ricordate la sua storia, aveva ingannato il papà, aveva ingannato il fratello. Ed è interessante che per 20 anni lui non ha udito la voce di Dio, ok? E si chiamava Giacobbe. Ma a un certo punto Dio gli ha detto: va, torna nella tua terra e riprendi la tua vita normale. Ma prima di rientrare completamente nella sua terra, lui ha avuto un incontro personale con Dio. E questo incontro personale con Dio lo ha segnato profondamente, ha cambiato il suo nome. Non so se avete guardato bene questo testo biblico. Il Signore, era l'angelo di Dio, era il Signore, gli ha toccato l'anca destra e lui ha cominciato a zoppicare. Perché proprio così Dio voleva incontrare Giacobbe. Lui ha usato le gambe per scappare per 20 anni e il messaggio di Dio era molto chiaro: da oggi in poi tu non ti potrai più fidare delle tue gambe, ma devi fidarti di me. E in quel momento il Signore ha cambiato la sua identità, la sua personalità, il suo modo di vivere. Chi incontra il Signore non può rimanere uguale a prima, ok? Sai perché questo? È interessante che Dio continua a dare messaggi di salvezza al mondo, ok? Sai attraverso che cosa lo fa? Attraverso delle vite trasformate, attraverso la mia vita e attraverso la tua vita. Sai, Dio ha lasciato delle impronte nella creazione, ha lasciato delle impronte nella coscienza degli esseri umani, ma la testimonianza più forte perché l'uomo arrivi alla salvezza è vite trasformate. Dio vuole usare la tua vita trasformandola per diventare un messaggio per il mondo, ok? Sei pronto per adorare il tuo Signore? Sei pronto per essere usato da Dio affinché il mondo conosca che c'è un Dio che salva? Amen, Chiesa? Amen. Puoi alzarti in piedi e preghiamo il Signore che Lui possa parlarci oggi, che possa darci cibo per la nostra anima e che veramente noi possiamo uscire da qua trasformati dall'opera dello Spirito Santo. Amen? Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare con Dio. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché siamo qua ancora una volta nella tua presenza e riconosciamo, Signore, che già da stamattina, quando abbiamo aperto gli occhi, tu hai lavorato nella nostra vita.
Adesso, Signore, il tuo Spirito sta camminando per le file della nostra Chiesa, già amministrando le nostre anime. Signore, io ti chiedo nel nome di Gesù, che è il nome che è al di sopra di ogni altro nome, il nome che un giorno, Signore, davanti al quale ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Che il tuo nome, Signore, sia adorato oggi, ma non adorato con la bocca, adorato con la vita, Signore, con delle opere concrete che rispondono, Signore, al messaggio che tu ci stai dando. Signore, io ti benedico per tutte le anime che sono qua stamattina, il tuo gregge, la tua famiglia, la tua Chiesa, che significa il gruppo dei chiamati fuori dal modo di pensare del mondo, dal modo di vivere sbagliato che gli uomini che non conoscono te hanno. E questa mattina, Signore, aiutaci a fare un incontro personale con te, affinché usciamo di qua trasformati dalla tua grazia. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Sei pronto per adorare? Amen, Chiesa. Dio ti benedica con tutto il tuo cuore. Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Per questo diciamo meraviglioso sei per l'eternità. Sarai, hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei, Padre di grazia, nessun altro è soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Meraviglioso sei per l'eternità, il canto mio sarà. Conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei, meraviglioso sei,
hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Amen. Apocalisse, capitolo 4, del 8 all'11, dice: E le quattro creature viventi avevano ognuna 6 ali ed erano coperte di occhi tutti intorno e di dentro, e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: Santo, Santo, Santo è il Signore, il Dio Onnipotente, che era, che è e che viene. Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tutto hai creato. Tutte le cose e per tua volontà esistettero e furono create. Siamo stati creati per adorare al che è santo, santo, santo. Per questo è che siamo qui questa mattina. Ognuno ha scelto di essere qui e di fare del Signore la sua priorità, perché il Signore è nel suo tempio e noi siamo venuti al suo tempio ad adorare a colui che vive per i secoli dei secoli e, come dice qua, a colui che è, che era e che viene. Per questo adoriamo al Signore. Tu sei degno. Tu sei degno, sei l'agnello, santo sei Signore. Al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Sei degno, sei l'agnello, santo sei Signore. Al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Santo, santo è Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta lodi al Re dei Re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. La voce del Signore è come un tuono, splendi in maestà. La tua voce è come il tuono,
Dio Re dei Re, tutto tu sei per me, ed io ti adoro. Lui è anche meraviglioso, sorprendente, è il nome di Gesù. Meraviglioso, sorprendente, È come sì, nome di Gesù. Il pane della vita è l'acqua che disseta, un mistero sei per me. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi al Re dei Re, tutto tu sei per me, ed io ti adoro. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi al Re dei Re, tutto tu sei per me, ed io ti adoro. Alleluia. Ti adoriamo, Signore, e veramente vogliamo che sia una realtà questo canto, tutto sei per me, che realmente tu sia il pastore e che in te nulla ci manchi, che possiamo vivere per onorare a te, perché è l'unico senso della vita. Senza di te la vita non ha un senso, ma con te abbiamo tutto, perché in te abbiamo ogni benedizione, e per questo ti adoriamo e riconosciamo che sappiamo chi siamo solo in te. Grazie per darci il privilegio di essere figli tuoi, nel nome di Cristo Gesù. Chi sono io perché è grande Dio mi accolga? Ero perso e mi salvò il suo amore, il suo amore. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se così. Libertà ora ho perché mi riscatto. Vivevo in schiavitù, ma Gesù morì. Sì, per me morì. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se è così. Nella
sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, che Dio dice di me. Chi Lui libera, libero sarà, sono figlio suo, sia così. Nella casa sua per me posto c'è, sono figlio suo, sia così. Nella casa sua per noi posto c'è, sono figlio suo, sia così. Quanti credono così? Posso dire amen? Gloria al Signore. Quest'altro brano che facciamo adesso dice: noi ti invochiamo, cosa che già stiamo facendo, e anche dice accende la fiamma. E questo mi ha portato a un testo, a un brano della parola del Signore di Giovanni 21, quella seconda pesca meravigliosa. La prima, quando Gesù ha iniziato il suo ministero, e adesso quando lui già aveva risuscitato e era lì a una spiaggia, e lui ha fatto un invito ai suoi discepoli, che io penso che questo sia la ripetizione di quello invito. Lui ci invita un'altra volta questa mattina dicendo così, dal versetto 9: appena scesero a terra videro là della brace e del pesce messovi su e del pane. Gesù disse loro: portate qua dei pesci che avete preso ora. Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: venite a fare colazione. E nessun dei discepoli osava chiedergli: chi sei? Sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. In questa mattina il Signore fa lo stesso. Abbiamo qua il fuoco, abbiamo qua il Signore, abbiamo qua i pesci, e possiamo accettare questo invito del Signore e fare questa colazione. Una volta che siamo in questa mattina, facciamo questa colazione preparata per noi con il Signore. Osanna. Tutto ti appartiene, la tua casa è pronta. Stiamo aspettando di invocare te. Brilla la tua gloria, avvolgi con tuo fuoco. Vieni, prendi il posto tuo. Noi ti invochiamo, accendi la fiamma e che venga il tuo regno. Noi ci arrendiamo e ti diamo tutto e per sempre.
invochiamo, accendi la fiamma e che venga il tuo regno. Noi ci arrendiamo e ti diamo tutto e per sempre canteremo. Osanna, Osanna, lo sposo è qui, lo sposo è qui. Osanna, Osanna, lo sposo è qui, lo sposo è qui. Tutto ti appartiene qui, la tua casa è pronta. Stiamo aspettando di incontrare te. Brilli la tua gloria in noi, avvolgi con tuo fuoco. Vieni, prendi il posto tuo. Noi ti invochiamo, accendi la fiamma e che venga il tuo regno. Noi ci arrendiamo e ti diamo tutto e per sempre canteremo. Noi ti invochiamo, accendi la fiamma e che venga il tuo regno. Noi ci arrendiamo e ti diamo tutto e che sempre canteremo. Osanna, Osanna, lo sposo è qui, lo sposo è qui. Osanna, Osanna, lo sposo è qui, lo sposo è qui. Osanna, Osanna, lo sposo è qui, lo sposo è qui. Osanna, Osanna, lo sposo è qui, lo sposo è qui. Signore, veramente ci arrendiamo a te perché tu sei grande, tu sei potente, tu sei un Dio di amore, Signore, e per questo stiamo qui, per lodarti, per prestarti, Signore, questo culto, perché ti adoriamo, perché tu sei buono e senza te non possiamo essere nulla, Signore, nulla, nulla, nulla. Anche se il mondo ci chiami, Signore, e ci dà cosa che la carne si soddisfassa, Signore, però non è sufficiente. Abbiamo di avere un po' di più, una cosa più potente, quello che parli al nostro cuore, all'interno, all'intimo. E tu sei questo, Signore. Tu sei il nostro Padre. Ci hai accettato come eravamo, Signore, e ci hai trasformato, Dio. Per questo, un'altra volta, Signore, ci rendiamo a te. E adesso vogliamo avere questa colazione che hai preparato per noi tramite la tua parola che è registrata nella Bibbia, la Sacra Bibbia, Signore. Ti ringraziamo, Padre, nel nome del Signore Gesù, il nostro Signore e Salvatore in eterno. Amen e amen.
Amen, Chiesa. La terza canzone che abbiamo cantato è molto interessante quando dice che noi siamo liberi se il Signore ci libera, no? Geremia 17,14 dice: Signore, guariscimi e sarò guarito, salvami e sarò salvato. Sembra quasi un gioco di parole, no? Ma mentre leggevo questo testo proprio, sta rimbalzando molto, Riccardo, grazie. Qualche giorno fa nel libro di Geremia stavo pensando, Signore, c'è un sottotesto che non è scritto ma è sottinteso. Sapete che la parola di Dio ha tanti sottintesi, no? E questo testo significa: guariscimi e sarò guarito, salvami e sarò salvato, perché io ci ho provato tante volte a salvare me stesso ma non ci sono riuscito, quindi ho bisogno di te. Tu hai bisogno del Signore stamattina? Quante guarigioni che il Signore vuole fare stamattina, ma noi dobbiamo dargli la nostra disposizione. Voi sapete che abbiamo cominciato un percorso studiando dei personaggi biblici, no? Siamo in una fase di discepolato biblico attraverso dei personaggi che sono ben descritti nella parola di Dio, e oggi c'è il mio preferito del Nuovo Testamento che si chiama Pietro, ok? Lui era come li chiamo io, gli sparagrossi, ok? Di quelli che sempre dicevano quello che in realtà mai avrebbero fatto. Però era una persona su cui Dio contava, Gesù contava come uno dei suoi amici più intimi, una delle persone che sarebbe diventata una persona di riferimento non solo per il mondo ma anche per gli altri apostoli. Ma Dio ha dovuto fare una trasformazione. Lui ha cominciato a chiamarsi Simone e ha finito per chiamarsi Pietro. Dio ha dovuto fare una trasformazione, ok? E io pregherò il Signore che Lui possa fare trasformazione anche questa mattina in noi. Questo non vuol dire, pastore, io sono credente da 30 anni, da 40, da 50, non conta niente, ok? Un giorno tu arriverai nell'eternità davanti a Dio e il Signore ti dirà: mostrami le tue mani. E tu dovrai portare una identità nuova, l'unica cosa che tu porterai, perché tu sai che non sei salvato per opere, ma per la grazia di Dio. E la grazia di Dio, come ha detto l'Apostolo Paolo, verso di me e verso di te non è stata vana. Ok? Preghiamo che il Signore ci parli stamattina. Chiudi i tuoi occhi. Nostro Dio, nostro Padre, adesso è il tuo Spirito, Signore, che ci deve parlare. Ti chiedo, Signore, che tu possa aiutarci ad amministrare questo momento, Signore, con la tua saggezza, con la tua forza, con la tua spiritualità, con la tua santità, Signore. E che questo terreno questa mattina di questa Chiesa non sia né un terreno duro, né un terreno con le spine, né un terreno tra le rocce, ma un terreno che porta frutto al 30, al 60 e al 100 per 1. Trova tu, Signore, quei discepoli fedeli che diranno sì questa mattina. Sì, Signore, io voglio. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, il percorso da Simone a Pietro non è stato semplice, ok? Pietro ha dovuto fare dei passaggi veramente dolorosi nella sua vita per diventare Pietro, per diventare quella persona che Cristo voleva che lui diventasse. Allora, nella parola di Dio noi troviamo 4 tipi di nomi con cui Pietro, il nostro eroe, era chiamato. Il primo è Simone di Giovanni o Simone di Giona. Il secondo è Simone. Il terzo è Simon Pietro. E ultimo Pietro. Quindi 4 nomi. Simone di Giona, Simone, Simon Pietro e alla fine Pietro. Pastore, perché questi 4 tipi di nomi il Signore ha usato? Per un semplice motivo. Quando Gesù chiamava Pietro Simone di Giona, è perché lui identificava nella figura, nell'identità di Pietro quello che lui era in quel momento lì, più tutte le caratteristiche che provenivano dalla sua famiglia. Hai mai sentito quel detto che dice tale padre, tale figlio, ok?
a volte in senso positivo, ma più spesso in senso negativo. Ossia, quando Gesù osservava Pietro e gli diceva Simone di Giovanni, ossia, il mio papà si chiama Arnaldo, ok? Quando mi chiamavano Arnaldino, io cominciavo, ok, ho capito cosa mi vuoi dire. Mia mamma in particolar modo mi chiamava Arnaldino, quindi lei stava identificando delle caratteristiche che facevano parte della struttura familiare della nostra casa, no? Ti do una brutta notizia, anche tu hai delle caratteristiche particolari che vengono dalla struttura familiare che tu hai vissuto fino ad oggi, no? E Gesù, quando identificava Pietro con Simone di Giovanni o Simone di Giona, erano guai. Significa: Pietro, io conosco chi sei tu e oltretutto conosco perché ti comporti così, perché la parola di Dio ci dice che neanche la parola è uscita dalla nostra bocca che Gesù, il Signore, lo conosce a pieno. Salmo 139 dice così. Poi c'era Simone, e Simone era il pescatore del lago di Galilea, ossia quella persona rude, quella persona che rispondeva alle situazioni, quella persona che intaccava i dialoghi, quella persona che non era facile. Quando invece Gesù chiamava Pietro Simon Pietro, c'erano queste due personalità, ok? Simone era il vecchio pescatore, Pietro era quello che era in fase di trasformazione, ok? E infine c'era Pietro. Pietro era un carattere completamente trasformato dalla grazia di Dio, ok? Hai capito questo passaggio importante, questa introduzione è importantissima, ma per arrivare da Simone di Giovanni a Pietro ha dovuto passare per almeno alcuni passaggi dolorosi nella sua vita, avere una vita trasformata. Cari miei, c'è bisogno di sacrificio, c'è bisogno di metterci del proprio. E la prima cosa che Pietro ha dovuto superare, avrei potuto usare tanti testi perché i Vangeli sono pieni di situazioni che ha visto Pietro, ma penso che possono essere sintetizzati in 3 punti. E il primo noi lo troviamo in Giovanni capitolo 1, da 40 a 43, e dice così la parola di Dio. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei 2 che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e gli disse: tu sei Simone, figlio di Giovanni. Ok, quindi carissimo, ti conosco, so chi sei, so quali traumi hai, perché ti comporti così, ma tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro. Il giorno seguente Gesù vuole partire per la Galilea. Qual è il primo ostacolo che ha dovuto superare Simone di Giovanni per diventare Pietro? La prima è la necessità di superare la paura di perdere le proprie certezze. Ok? Pastore, dove tu vedi la paura delle certezze qua in questo testo biblico? È un po' difficile, no? Ma è interessante. Io credo che chi studia la parola di Dio, ci sono alcuni, fratelli, scusatemi questo sfogo, ok? Tra parentesi lo metto. Alcuni che dicono che leggere la Bibbia è noioso. Io penso che sia una pazzia dire una roba del genere, perché io quando studio la parola di Dio, sono 30 anni che la studio e ogni giorno io trovo qualcosa di nuovo. Perché studiare la parola di Dio è studiare Dio, e Dio è infinito, tu non puoi dire che Dio è noioso. Okay? E è interessante perché Pietro ha dovuto subire a liberarsi dalle proprie paure, della certezza che lui aveva. Lui era un pescatore di professione, aveva un'azienda di pesca, okay? Lui conosceva bene il mare, lui conosceva bene i pesci, lui conosceva bene l'ambiente dove lavorava, ma c'era un problema, che Gesù lo conosceva molto di più di quello che lui conosceva se stesso. Sapete che questa non è la prima volta che Pietro ha incontrato Gesù per le vie della Palestina. La prima volta che Pietro ha incontrato Gesù è stato sulle rive del Giordano quando Giovanni Battista battezzava. E sapete che cosa è successo subito dopo? Pietro ha passato una bellissima giornata con Gesù. Vi ricordate, dice il testo biblico, che Gesù è andato in casa di Gesù, che Pietro è andato in casa di Gesù, hanno passato una giornata intera insieme, ha visto chi era il Messia, ha conosciuto il suo Signore, ma dopo che ha conosciuto il Signore, che cosa lui ha fatto? Era lì sulle rive del mare di Galilea, lui è tornato a pescare.
è tornato alle sue sicurezze, e questa non è la prima volta. Noi troviamo in un altro testo biblico, in Luca 5, che dopo tutto quello che Gesù ha fatto, gli ha mostrato il suo potere, gli ha mostrato tutti i miracoli che lui stava facendo, che cosa lui ha fatto? Di nuovo è tornato a pescare un'altra volta. E quando Gesù è morto, dove troviamo Pietro? A pescare. È vero o no? E allora io dico, Signore, che cosa stava facendo Pietro? Stava semplicemente esprimendo la sua insicurezza profonda, ossia, tutto è finito, allora io torno a pescare. Ed è interessante che in Giovanni capitolo 21 non era solo. Lui ha detto, vado, torno a pescare, e con lui c'erano altri 7 discepoli, perché Pietro era un leader. E lui trascinava le persone. Quante volte, sinceramente, fratelli, nella nostra vita cristiana abbiamo detto, non so quanti anni di esperienza di cristianesimo tu hai, abbiamo detto, non ne vale la pena. Torno a fare quello che facevo prima. Sì o no? Quanto mai, adesso sto facendo un'affermazione provocatoria, ok? Quando mai mi sono sposato? È vero o no? Quello lì mi hai messo a fianco, Signore? Quella lì mi hai messo a fianco, Signore? Che è ancora giovane nel matrimonio, continuate a sognare. Ma ci sono delle volte, cari miei, che noi vogliamo desistere dalle cose, no? Perché, Signore, non funziona. E il Signore ci dice, non tornare a pescare, molla le tue paure e comincia a seguirmi. Hai capito? Quali sono le tue sicurezze? Quali sono le tue sicurezze? Per Pietro era la pesca. Noi siamo sicuri delle nostre capacità fisiche, vero? Un giorno io mi alzo e scopro di avere una malattia che non si può curare. Tu puoi contare sulla tua fisicità. Io conto sulla mia intelligenza. Domani tu fai un incidente, batti la testa. Dov'è la tua intelligenza? Conto sul mio conto in banca. C'era una pubblicità una volta, conti perché non sei solo un conto. Ma veramente tu non sei solo un conto in banca, no? Perché questa è la cosa che preoccupa tutto il mondo oggi. Domani cade il lavoro, viene a mancare il lavoro, e tu cosa fai? Ti aggrappi alle sicurezze che il Signore ha messo dentro di te, o ti aggrappi alle cose che svaniscono dalle tue mani come acqua tra le dita? A cosa ti stai aggrappando? Il Signore ha detto a Pietro, Pietro, tu sei Simone di Giovanni, ma io devo fare un lavoro con te per farti diventare Pietro. Molla le tue sicurezze, molla le tue sicurezze. Comincia a seguirmi. Pietro è tornato 3 volte a pescare dopo tutto quello che ha visto, dopo tutto quello che ha sperimentato. A un certo punto, ti ricordi in Matteo capitolo 10 che cosa Gesù gli dice? Andate 2 a 2 per tutta la Galilea e guarite, risuscitate morti e fate miracoli in mio nome, portate il messaggio del Vangelo. Hanno sperimentato tutto questo. E cosa ha fatto Pietro dopo un po'? È tornato a pescare, robe da matti. Quante volte hai sperimentato i miracoli di Dio nella tua vita? Noi abbiamo la memoria corta, gente. Ah, pastore, non è vero. Sai che ogni tanto io, pensando al popolo di Israele che escono dall'Egitto, 10 piaghe, Dio manda 10 piaghe sul paese d'Egitto, tutti hanno visto, ma il primo ostacolo che hanno trovato fuori dall'Egitto, che cosa è successo al popolo di Israele? Lamentele. Signore, quando eravamo là nell'Egitto mangiavamo le cipolle. Sì, però eri schiavo.
Allora io voglio invitarti in questo minuto che io ti darò, 30 secondi di silenzio, ricorda quanti miracoli Cristo ha fatto nella tua vita fino ad oggi e smettila di dire vorrei tornare indietro, perché col Signore non si torna indietro, perché chi mette mano all'aratro e si guarda indietro non è adatto al regno di Dio. Su cosa tu conti nella tua vita? Gesù era là e guardava Pietro e gli diceva: Pietro, ho un messaggio di speranza per te. Fratelli, ho un messaggio di speranza con voi. Ok? Ci sono tanti Simon di Giovanni questa mattina. Gesù ti sta guardando e ti sta dicendo: io voglio trasformarti e farti diventare Pietro, ma tu devi mollare quello che hai stretto nelle tue mani. Tu sai che cos'è? Io non lo so, ma tu sì. E questa è la prima cosa che Pietro ha dovuto superare. Chissà se Pietro alla fine ce la farà, chi lo sa. Chissà se i Simone di Giovanni questa mattina ce la faranno. Ma dobbiamo fare un'analisi profonda della nostra vita e mollare le sicurezze di questa terra. Ma c'è un secondo punto che io vorrei condividere con te. Questo è fondamentale, come il primo. Questo lo troviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 5, ne stavamo parlando prima, e dice così questo testo biblico: pesca miracolosa, ok? Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide 2 barche ferme a riva. Da essi i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla e, come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le reti per pescare. Simone gli rispose, guarda chi è qua? Simone, il pescatore, no? Ok? Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e 2 le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano preso. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Finalmente Pietro decide di seguire il Signore. Questo più o meno è successo a 18 mesi dall'inizio del suo ministero. Gente, 1 anno e mezzo per capire chi era Cristo. Ma osserviamo bene questo testo biblico, ok? Allora, Gesù aveva dei momenti chiaramente pubblici, insieme alle grandi folle, no? Ma c'erano dei momenti che lui voleva parlare a tu per tu coi discepoli, ok? E uno di questi questa volta era Pietro. Pietro doveva imparare una cosa fondamentale. Io ti invito a osservare bene la scena, ok? Un falegname, figlio di falegname, va da un pescatore esperto a dirgli: esci fuori e andiamo a pescare. Pietro lo osserva, Simone lo osserva e gli dice: Maestro, abbiamo pescato tutta notte, ma non abbiamo preso niente. Ma alla tua parola io uscirò. Che fede che aveva questo Pietro, vero? Questo Simone. Una fede pazzesca. Io credo, e come dicevo prima, ci sono delle parole sottintese, no? Tu lo vedi dal testo che cos'era lo spirito di Simone, il pescatore, ok? Perché poi lui alla fine ha avuto una reazione molto interessante, ok? Simone esce, getta le reti,
e a un certo punto tira su talmente tanti pesci che credo che abbia pensato è un sottomarino russo, ok? Che si è incagliato, perché non è possibile che ci sia un sacco di pesci nella rete. Sai perché non era possibile? Per un semplice motivo, perché in Galilea la temperatura dell'aria è talmente alta e la temperatura dell'acqua si alza talmente tanto durante il giorno che i pesci vanno in profondità e quindi è impossibile pescare di giorno. Ma Gesù, il falegname, parla con Simone e gli dice: Simone, fa come ti dico io, credi a quello che ti dico io e vedrai qual è il risultato. E Simone obbedisce, tra virgolette obbedisce, perché dentro di sé pensava: ok, tu sei il falegname, io sono il pescatore, andiamo fuori pure a pescare, così vedrai che cosa succede. Hai capito com'è il testo? E a un certo punto quei pesci lì hanno testimoniato più, addirittura hanno parlato più alto della coscienza di Pietro, e quei pesci io penso che gli abbiano predicato: hai visto che cosa fa il Signore? Allora ti posso dare un messaggio stamattina: getta la rete dove il Signore vuole, quando Lui vuole. Il risultato sarà un miracolo. Pastore, ma è troppo semplice. È semplice, ma l'obbedienza, ti ricordi che cosa dice il libro di Giosuè? Santificatevi, ossia obbedite, togliete tutto quello che non va, perché io domani farò meraviglie in mezzo a voi. Tu pensi che il nostro Dio sia cambiato? Tu pensi che il nostro Dio sia cambiato da allora, da Pietro, da Giosuè? Chiesa, buongiorno. È cambiato secondo voi? Perché Dio non fa più miracoli oggi? Non perché Dio è cambiato, ma perché noi siamo cambiati. I teologi sono d'accordo, tutti i teologi del mondo sono d'accordo dicendo che noi siamo la generazione che conosce di più, ma il cristianesimo più mediocre della storia del cristianesimo. E sai perché? Perché il nostro cuore è dedicato ad altre cose che non siano le cose di Dio. Ma io sono sicuro, guardatemi bene adesso quello che vi dico, io sono sicuro che questa Chiesa è diversa. Sei d'accordo con me? Tu hai un cuore disposto per il Signore, sì o no? Io sono sicuro che se tu getterai le reti dove il Signore vuole e come Lui vuole e quando vuole, miracoli succedono nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua Chiesa. Tu vuoi vedere un Dio attivo, un Dio che cambia le situazioni in modo miracoloso, sì o no? Che il Signore possa aiutarci a gettare le reti là dove Lui vuole, quando vuole e come vuole Lui. Tu pensa a quella situazione che stai vivendo e che stai dicendo: Signore, non c'è soluzione. Allora il processo è questo: fai entrare Gesù nella barca, fai entrare Gesù nella tua vita, nelle tue decisioni, nelle tue azioni, nei tuoi sentimenti, e tu pescherai una pesca miracolosa che mai hai visto in vita tua. Questa è la promessa di Dio. Il problema numero 1, che era giorno; il problema numero 2, l'esperto, era Simone; il problema numero 3 si chiamava io, ok? Il grande problema, questa parola benedetta e maledetta allo stesso tempo, 2 parole, io penso che sia così. Il risultato di quello che lui ha fatto, l'abbondanza del raccolto su consiglio del falegname, la differenza di avere Cristo nella barca tra una pesca fallimentare e una pesca miracolosa, l'effetto su Simone di Giovanni e l'effetto di quello che Gesù ha fatto. Pietro è interessante come reagisce alle situazioni che il maestro creava, no? Lui non ha esultato, non ha detto: oh che bello Signore, no? Si è gettato a terra e ha detto: Signore,
allontanati da me perché io sono un peccatore. Stai lontano perché tu sei santo e io sono una persona veramente da evitare. Quante volte nella mia vita ho detto, Signore, come fai tu a amare una persona come me? Ti racconto un aneddoto, forse l'ho già raccontato alcune volte, ma è molto bella questa illustrazione, che è una cosa vera che è successa. Ti ricordi? C'è un artista, uno scultore che si chiama Michelangelo nella storia italiana, no? Uno dei più grandi scultori di tutti i tempi. E lui ha scolpito delle opere che sono famose in tutto il mondo. Una di queste, per esempio, è il David di Donatello in centro a Firenze. Un'opera fantastica. Tu vai là, sembra che fra un po' si muova, no? Da tanto che è realistica, da tanto che è bella. E ai suoi tempi Michelangelo aveva una scuola di scultura, ok? Un giorno questo grande maestro di scultura era fisso, era seduto e fissava un blocco di marmo completamente grezzo, ok? E i suoi alunni passavano il primo giorno e lui fissava questo blocco, il secondo giorno e fissava questo blocco, il terzo giorno e fissava questo blocco. Per una settimana ha fissato questo blocco di marmo. Fin tanto che uno dei suoi discepoli a un certo punto gli ha chiesto, maestro, ma tutto ok, tutto bene? Tu stai fissando da una settimana un blocco di marmo senza forma. E la risposta del maestro è stata, io non sto fissando un blocco di marmo senza forma, io sto guardando la mia opera finita. Dio guarda noi e noi guardiamo noi stessi e diciamo, Signore, ma sono un'opera che devi fare ancora un sacco di cose. E il Signore dice, io vedo te come un'opera finita. Hai capito perché alla fine Gesù ha detto a Pietro, Pietro, vieni e tu sarai pescatore di uomini. Non importa se tu sei immaturo oggi, ma io vedo la mia opera terminata, il mio colpo di scalpello perfetto. Tu sei un'opera di Dio perfetta e questo è quello che conta. Pietro ha visto il suo fallimento con molta onestà. Quali sono i tuoi fallimenti? Hai dei fallimenti nella tua vita? A volte noi facciamo come Adamo ed Eva. Sai quella storiella, no? Che Adamo guarda Eva e gli dice, Signore, la moglie che tu mi hai dato mi ha fatto peccare. Ossia, stava accusando Dio, no? Di avergli dato una moglie che l'aveva fatto cadere. La moglie guarda il serpente e gli dice, ma è stato il serpente. E il serpente si gira indietro e dice, non c'è nessun altro, ok, la colpa me la prendo io. E noi facciamo così, ma Pietro aveva un cuore, gente. Signore, sono stato io a fallire, ho visto il mio fallimento, perdonami, cambia la mia esistenza. Il Signore gli ha detto, vieni, seguimi e io ti farò pescatore di uomini. Vuoi vedere Dio all'opera nella tua vita, usandoti per la sua potenza, per la sua gloria? Ammetti i tuoi fallimenti, con molta onestà, e il Signore cambierà la tua storia. C'è un terzo e ultimo punto che voglio considerare con te. Nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. Allora noi possiamo fare 1000 sforzi nella nostra vita, ma finché Dio non si presenta a noi nella sua infinita bontà, noi non possiamo fare un cambiamento reale e sostanziale. Guarda cosa dice qua la parola di Dio. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli, chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero, alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro, e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Wow! Pietro guarda Gesù e gli dice, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E guarda cosa dice Gesù. Tu sei beato, Simone di Giona. Guarda qua l'uso dei nomi che fa Gesù, molto interessante.
perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anche io ti dico, tu sei, da Simone di Giona diventa Pietro, quando Dio Padre gli rivela chi lui è nella profondità del suo cuore e della sua anima. A meno che Cristo non venga nella tua vita e non ti dica io sono questo, tu non puoi fare un cambiamento radicale nel tuo cuore. Quante volte noi siamo più religiosi che cristiani? Abbiamo un sacco di attitudini religiose ma non cristiane. Sai perché? Perché Cristo non si rivela a noi, ma c'è una cosa fondamentale che adesso vedremo. E anch'io ti dico, tu sarai Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato in cieli e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo, che episodio pazzesco questo, no? Robe da matti. Dio non voglia, Signore. Sì, Pietro va da Dio e gli dice, Signore, non è il piano giusto. Ok? Abbiamo appena detto che Simone di Giovanni era diventato Pietro, adesso Pietro va dal Signore e gli dice, Signore, non è il piano corretto, stai sbagliando. Ma noi non l'abbiamo mai fatto, vero questo? Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai, ossia io non lo permetterò. Che roba! Ma Gesù voltatosi disse a Pietro, vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Pietro era diventato Pietro, ma è ovvio che la sua mente non era totalmente rinnovata dalla grazia di Dio. C'era spazio ancora perché Satana potesse usarlo, c'era spazio perché potesse sbagliare, ma da cosa è venuto il passaggio da Simone di Giovanni a Pietro? Da una rivelazione di Dio. Quando Dio si è rivelato a questo uomo, la sua identità è cambiata radicalmente. Ti faccio una domanda scomoda. Pastore, tu vorrai mettere in dubbio la mia salvezza. Al contrario, io voglio che se tu non sei salvato, tu sia salvato. Ma ti faccio questa domanda che la lascio con te. Hai fatto un incontro personale con Cristo? Perché sai una cosa, quando il profeta Isaia ha incontrato Cristo, per i primi 5 capitoli del libro di Isaia, lui predicava, andava al tempio, faceva un sacco di cose, ma al 6° capitolo, quando Isaia ha visto il Signore, ha detto, Signore, sono perduto. Ti ricordi questo testo biblico, Isaia capitolo 6? Quando Daniele ha incontrato Cristo, è caduto a terra e non aveva più forza. Quando Giovanni l'Apostolo ha incontrato il Signore faccia a faccia, è caduto per terra e non aveva più forza. Se tu hai fatto un incontro personale con Cristo, la tua vita non può essere quella di prima. Non può essere quella di prima. Non contano le trasformazioni esteriori. Deve cominciare da dentro. Da dentro. Questo uomo era in una fase di trasformazione, ma aveva fatto un incontro personale con Cristo. Sai qual è la cosa più importante di tutti? Pietro aveva un cuore che voleva essere sempre dove c'era Gesù. Sempre. Anche quando l'ha tradito. Lui era là vicino. Dov'era Pietro quando c'era la tempesta e tutti gli altri discepoli erano sulla barca? Signore, fammi venire verso di te sull'acqua. Ti ricordi questo testo? Dove voleva andare Pietro? Vicino al Signore.
Dov'era Pietro quando lo stavano giudicando là nel Sinedrio? Era là perché voleva sapere che cosa succedeva a Gesù. Dov'era Pietro quando l'ultima in Giovanni capitolo 21 era tornato a pescare un'altra volta, appena hanno detto è il Signore, si è buttato in acqua per andare verso il Signore. Tu vuoi che il Signore Gesù si riveli a te? Desidera di essere esattamente lì dove il Signore Gesù è ogni giorno, e Lui si farà vedere da te. La parola di Dio dice: invocami e io ti risponderò e ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Voglio leggerti l'ultimo testo, Giovanni capitolo 14 versetto 21. Guarda qual è la condizione per fare un incontro personale con Cristo, ok? Dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Pastore, è tanto tempo che non sento la presenza di Dio nella mia vita. C'è un problema. Tu vuoi essere dove Gesù è? Tu ami veramente il Signore come Lui vuole che noi l'amiamo, al di sopra di ogni altra cosa? Tu vuoi essere lì incollato a Lui, attaccato a Lui? Gesù ha detto: prendete su di voi il mio giogo. Ho parlato questa settimana con una persona e ho detto: tu sai che cos'è il giogo del Signore, no? Tu sai che nell'antichità il giogo era questo attrezzo che mettevano tra due buoi per fare l'aratura della terra, no? E c'è una cosa molto interessante, perché i contadini sono saggi in certe cose. I contadini univano due buoi completamente diversi l'uno dall'altro. Il primo era un bue giovane, pieno di energia, pieno di forza, che aveva voglia proprio di camminare, di arare, di andare avanti. Ma il secondo bue sempre era un bue anziano, perché il giovane aveva forza sì, ma non sapeva dove andare, e il bue anziano conosceva la direzione. Noi finché non abbiamo più energia, no? Adesso Signore, sì, adesso che non ho più energia mettimi il giogo, perché sai, adesso non ho più energia mia personale, allora ho bisogno di te. Non è così che funziona, gente. La parola di Dio nel libro di Proverbi dice: buona cosa è portare il giogo nella propria gioventù. Capito? Quando tu hai le forze, quando tu hai le energie, è proprio lui che devi dire: Signore, ho bisogno di essere aggiogato con te e camminare dove tu vai, perché io voglio conoscerti più a fondo, voglio che tu ti riveli a me ogni giornata. È questo il segreto di una vita cristiana forte insieme al Signore. Pietro è diventato Pietro perché ha fatto questi passaggi, ha lasciato le sue sicurezze. Questa è stata la prima cosa. La seconda cosa, lui ha riconosciuto con molta onestà i suoi fallimenti. E ultima cosa, ha predisposto il suo cuore perché il Signore potesse rivelarsi a lui. Lui ha detto: Signore, io voglio essere dove tu sei ogni giorno. E il Signore ha lavorato con lui. È diventato la colonna della Chiesa. Sapete che cosa vuol dire la parola Pietro, vero? Vuol dire sasso. Pietro era aveva un'identità come l'onda del mare. Signore, se tutti ti abbandonassero, io non ti abbandonerò. Tradito, rinnegato 3 volte. Signore, questo non ti avverrà mai, vattene via da me, Satana. Ma il Signore l'ha preso, l'ha trasformato e l'ha reso un sasso forte, stabile, un punto di riferimento per gli altri. Questo è per me e per te. Quanti Simone di Giovanni ci sono stamattina? Quanti Pietro vogliono diventare Pietro? È nelle tue mani, è nelle mie mani. Dobbiamo prendere delle decisioni.
Amen. Prova a chiudere gli occhi e comincia a parlare col Signore. Mentre tu hai gli occhi chiusi, io rileggerò l'ultimo versetto che abbiamo citato. E dice così: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Nostro Dio, questa mattina è una mattina di guarigione, è una mattina di trasformazione, è una mattina, Signore, in cui tanti Simone di Giovanni stanno per essere chiamati a essere pescatori di uomini. Non importa dove noi saremo, in quale città, in quale posto di lavoro, in quale scuola, non importa. Tu stai dicendo: seguimi, lascia la tua vita nelle mie mani. Tu vuoi questa preghiera insieme alla Chiesa? Io ti chiedo di alzarti esattamente dove tu sei, perché il Signore sta chiamando delle anime per la sua opera. Tu pensi che la predicazione era per te? Alzati in piedi lì dove sei, io voglio pregare per te nel nome del Signore Gesù. Dio ti benedica là dietro. Amen. Dio ti benedica qua davanti. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Dio ti benedica lì a metà. Il Signore sta chiamando delle persone. Sembra che a volte, no? Pastore, mi vergogno. Chiedi alla persona di fianco di darti la mano, di alzarsi insieme a te. Ok? Non avere vergogna della chiamata del Signore. Amen. Io voglio pregare per voi. Amen. Dio ti benedica. Signore nostro Dio, ti ringrazio per queste anime preziose che stanno dicendo sì, che stanno dicendo: non voglio le mie sicurezze, voglio riconoscere i miei fallimenti e voglio stare attaccato a te, Signore. Guidami ogni giorno della mia vita e trasforma il mio carattere in una opera profonda del tuo Spirito. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica. E vi posso dire una cosa: voi che avete dato un passo per la gloria di Dio, il Signore farà grandi cose attraverso le vostre vite, ok? Come ha fatto con Pietro, farà con voi, ok? Alziamoci tutti in piedi adesso per adorare il Signore, il nostro momento delle decime, delle offerte, delle nostre primizie per il sostegno dell'opera di Dio. Che il Signore possa benedire l'opera delle tue mani. Tutto ti appartiene qui, la tua casa è pronta. Stiamo aspettando di incontrare te. Brilli la tua gloria, avvolgi col tuo fuoco. Vieni, prendi il posto tu. Noi ti invochiamo, accendi la fiamma e che venga il tuo regno. Noi ci arrendiamo e ti diamo tutto e per sempre canteremo. Noi ti invochiamo, accendi la fiamma e che venga il tuo regno. Noi ci arrendiamo e ti diamo tutto e per sempre canteremo. Osana, lo sposo è qui.
Osanna, lo sposo è qui, lo sposo è qui. Tutto ti appartiene qui, la tua casa è pronta, stiamo aspettando di incontrare te. Brilli la tua gloria in noi, avvolgi con il tuo fuoco, vieni, prendi il posto tu. Noi ti invochiamo, accendi la fiamma e che venga il tuo regno. Noi ci arrendiamo e ti diamo tutto e per sempre canteremo. Noi ti invochiamo, accendi la fiamma e che venga il tuo regno. Noi ci arrendiamo e ti diamo tutto e per sempre canteremo. Osanna, Osanna, lo sposo è qui, lo sposo è qui. Osanna, Osanna, lo sposo è qui, lo sposo è qui. Osanna, lo sposo è qui, lo sposo è qui. Osanna, lo sposo è qui, lo sposo è qui. Ti ringraziamo, Signore, perché ogni dono perfetto viene da te. Siamo riconoscenti del tuo amore, della tua bontà, della tua fedeltà. Ogni giorno provvedi in abbondanza. Grazie, Signore, per questa offerta, per le decime. Grazie perché è la tua opera e tu porterai a compimento ciò che hai iniziato, perché è la tua opera. Aiutaci a dire come Pietro, che non solo ha confessato che sei tu il figlio del Dio vivente, ma che ha deciso di andare dietro a te, vicino a te. È l'unico posto dove possiamo essere trasformati, perché vogliamo essere come Cristo. Aiutaci, Signore, a impegnarci, a vivere una vita in santità. Come abbiamo letto, chi ti ama osserverà i tuoi comandamenti e tu ti manifesterai a coloro che si arrendono a te. Ci arrendiamo a te, Padre, per fare la tua perfetta e buona volontà nel nome di Gesù. Gli annunci per questa settimana e potete accomodarvi, così il pastore farà gli annunci. Ok, vi rubo ancora 2 minuti. Allora, il primo annuncio importante, ovviamente, è domenica prossima noi avremo i nostri battesimi, ok? Possibilmente, molto probabilmente, faremo i battesimi di nuovo a Vidor, ok? Comunque ci teniamo informati durante la settimana per l'orario, come gestire proprio la giornata e il posto, ok? State collegati con i vostri cellulari e così ci organizziamo durante la settimana. L'altra cosa importante, ricordiamoci il giorno 10, 11 e 12 abbiamo il nostro ritiro, anzi chiedo a Emanuele per favore di venire qua davanti, ok?
ok? Fatti vedere per bene. Allora, lui, questo fratello, raccoglierà le iscrizioni e la quota, ok? Che i ragazzi dovranno pagare per partecipare. Allora, ci sono 40 posti disponibili. Fatto il calcolo di tutti i ragazzi che ci sono, siamo lì. Quindi se tu devi iscrivere tuo figlio o tua figlia, è meglio che tu lo faccia oggi, che parli almeno con Emanuele, almeno che tu gli dia il nome, ok? Quindi campeggio, giovani, adolescenti e preadolescenti, ok? 10, 11, 12 a Tramonti di Sopra, ok? Costo 50 euro per i ragazzi singoli e i ragazzi che vengono con un fratello o con una sorella 40 euro, ok? Quindi queste sono le quote di iscrizione. Emanuele sarà lì con me all'uscita. Se volete iscrivere il ragazzo o la ragazza, parlate con lui, ok? Chiaro questo? Giorno 18, giusto? Ore 17, è di Nalva? Ore 17 ci sarà il Rallegrati, ossia un incontro di lode e adorazione nella nostra chiesa con alcune comunità locali. Ci saranno dei momenti molto belli di lode e adorazione, perciò se tu vuoi partecipare intanto comincia a pregare per questo evento che noi faremo come chiesa, che anche lì è un tema che noi possiamo utilizzare chiaramente per evangelizzare e portare la parola di Dio a chi non la conosce, ok? I veri adoratori, questo più o meno è il tema dell'incontro, va bene? Sono questi 3 impegni per il momento e ricordatevi di pregare per ognuno di loro, ok? Possiamo alzarci in piedi e chiudiamo il nostro culto con una preghiera. Emanuele, puoi pregare tu per chiudere? Grazie Signore per questa mattinata, grazie per questo culto che abbiamo passato insieme, grazie per la parola che ci hai donato attraverso il Pastore Sando. Ti prego Signore che tu possa far sì che questa parola rimanga nei nostri cuori e dia frutto, Signore, che tutti noi possiamo metterla in pratica in questa settimana e che possiamo vivere come tu vuoi per noi. Signore, ti prego di benedire il nostro ritorno a casa, di benedire le nostre famiglie, le nostre case, i nostri lavori e far sì che la nostra vita vada secondo la tua volontà, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Buona settimana. Dio vi benedica.